Continuano ad arrivare all'Associazione TV Locali del REA, diretta dal presidente l'ingegnere Antonio Diomede, messaggi di solidarietà verso le TV locali e il ruolo che in questi 40 anni hanno svolto nel territorio in cui operano. Dai tempi della liberazione delle frequenze con la sentenza della Corte Costituzionale, tanti anni sono passati, era lontano 1976, a oggi le aspettative purtroppo sono cambiate, l'entrata in vigore dei colossi del 5G, la loro voracità nell'acquisizione delle frequenze della banda dei 700 MHz destinata sempre alle TV locali diventa sempre più limitata. Oggi l'etere è stato depredato a quei soggetti che negli anni lo hanno utilizzato con tanto di concessione ministeriale rilasciata. Tutto quello che è stato non conta più. L'etere è stato ceduto alle reti nazionali Rai, Mediaset e 5G, le TV locali rottamate d'imperio. Ritirati anche gli atti amministrativi concessi. Saranno pochi a continuare a trasmettere, solo le TV delle grandi lobby. L'informazione scomparirà dai schermi televisivi. Oggi vi proponiamo il sostegno della vedova di Luciano Pavarotti, Adua Veroni, e del parlamentare Marco Rizzo. Ho saputo che stanno chiudendo diverse stazioni radio e televisive che io ritengo essere molto importanti per la diffusione di artisti di qualsiasi genere, anche perché nelle località ci sono tante realtà, nelle piccole località ci sono tante realtà che se non vengono diffuse attraverso queste radio e queste televisioni nessuno conosce. Per cui mi auguro che si torni indietro da questa decisione che il governo sta prendendo. Come si forma il nostro pensiero, la nostra opinione sulle vicende? Parli con l'amico, parli con la moglie, vai a scuola, vai nel luogo di lavoro, vai al bar, ma questi pensieri come vengono convogliati, come nascono, come si orientano? L'informazione è fondamentale e chi ha in mano le chiavi dell'informazione ha in mano la chiave del nostro pensiero. Formano il loro pensiero sui giornali, pochi ormai, sulla rete, sulle televisioni, sulle modalità dell'informazione generale. Queste modalità si stanno stringendo, le maglie si stanno stringendo, stiamo arrivando anche lì a una globalizzazione e concentrazione della forza dell'informazione nelle mani di pochi. Dovrebbe accadere esattamente il contrario ed è per questo che siamo molto preoccupati sulla libertà dell'informazione. Nutrirsi, vestirsi, con un tè curarsi e istruirsi, un'assistenza legale umanitaria, ricevere e dare